Salve Michele, ci dici chi era Priamo Gallisai, questo illustre sconosciuto, e che cosa ha rappresentato nella cultura e nell'arte nuorese? Allora, Priamo Galisai, ovvero questo illustre sconosciuto, rappresenta un interessante componente di quell'irripetibile fenomeno artistico-culturale nuorese tra fine Ottocento e primi del Novecento, che ha contribuito a dare alla cittadina barbaricina, da notare che allora Nuoro contava circa 7.000 abitanti, il titolo di Atene della Sardegna. Un titolo indubbiamente prestigioso per aver espresso il massimo della narrativa con Grazia Deledda, nella poesia con Sebastiano Satta, nella scultura con Francesco Ciusa e validi pittori, un nome per tutti di Antonio Ballero. A seguire una nutrita schiera di poeti in limba, per citare alcuni nomi: Nicola Daga, Salvatore Rubeddu, Giovanni Antonio Murru, Pasquale De Sanai, il canonico Solinas e tanti altri nomi che hanno dato lustro alla poesia sarda. Quindi narrativa, poesia, scultura, pittura e poesia in limba ai massimi livelli in Sardegna dunque. Mancava solo la musica per completare questo singolare mosaico artistico-culturale nuorese. Ebbene, dopo anni di laboriose ricerche sulle sue tracce, sono riuscito a ricostruire la figura e l'opera del compositore nuorese Priamo Gallisai, che completa questo straordinario mosaico della cultura e dell'arte barbaricina. Nato a Nuoro nel 1853 e deceduto a Ozieri nel 1930, quest'anno tra l'altro ricorre il 90° dalla morte, Priamo Gallisai ebbe una vita molto intensa e avventurosa, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista familiare. Soggiornò tra Ozieri, dove risiedeva la famiglia, e la Toscana, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Svizzera, dove prima frequentò come studente il prestigioso Istituto Château de Lancy di Ginevra e in seguito insegnò musica presso lo stesso istituto fino al 1914. I frequenti spostamenti dovuti agli impegni di insegnante lo portarono quindi lontano da Nuoro, non mancando tuttavia occasionali visite alla sua città natia. Visite che ebbero inoltre fruttuosa collaborazione culturale con i grandi nomi della Tene sarda, come lo scrittore Antonio Ballero, che allora non era ancora il famoso pittore che tutti conosciamo, dal cui romanzo Don Zua Priamo Gallisai ricavò la trama per l'opera lirica Rosella, sul libretto del poeta Pasquale De Sanai. Un'opera tutta nuorese dunque, che nel 1897 andò in scena con successo al Teatro Sociale di Varese. Altra collaborazione artistica la ebbe nel 1895 con Grazia Deledda, per cui l'amico concittadino scrisse i versi di Mattinata di marzo, messi poi in musica e pubblicati con successo dall'editore Angelo Di Gobernati, sempre per interessamento della stessa Deledda. Che dire altro su Priamo Gallisai, se non che a fine del mio lavoro di ricercatore mi occorreva, come si suol dire, dare gambe alla mia ricerca, cioè far conoscere la musica di questo illustre concittadino ai nuoresi e non solo. E l'occasione me l'ha data il giovane amico maestro Jacopo Tore, valente pianista nuorese, a cui ho fornito il repertorio pianistico, tutto il repertorio pianistico originale del maestro Priamo Gallisai, frutto delle mie ricerche, che lui ha catalogato, trascritto e corretto nelle parti lacunose. Questo repertorio è quello che viene eseguito nel concerto che si tiene oggi al Teatro Eliseo di Nuoro, su cui seguirà eventualmente anche delle incisioni discografiche che sono tutte in programma. Evento musicale di grande interesse artistico musicale dunque, questo reso possibile grazie all'impegno dell'ente musicale nuorese diretto dal dottor Angelo Palmas, sempre sensibile all'attività musicale cittadina. È auspicabile che questo serva per far conoscere ai nuoresi l'arte musicale di Priamo Gallisai, questo artista finora considerato un illustre sconosciuto, per poter collocare il suo nome nel giusto spazio che merita tra i grandi nuoresi che hanno dato a Nuoro il titolo di Atene della Sardegna. Grazie.